Bella a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video dello Ciao, caro Batman Napoletano, come state? Tutto bene? Spero di sì. Comunque, in questo video andremo a fare, cioè porto un retroscena di mercato, cioè non proprio un retroscena di mercato, c'è una notizia che sta girando in questo momento. Diciamo non proprio che sta girando, dopo che l'ho messa io sui miei canali social, come Instagram e canale WhatsApp. Se volete andatemi a seguire. Il canale WhatsApp si chiama Calciomercato International Italia e il canale Instagram si chiama Batman Napoletano, tutto attaccato. Vabbè, in pratica, dopo che ho messo io questa notizia, sta iniziando a spopolare questa, questa notizia di Alvaro Montoro. Se vi ricordate, questo calciatore argentino, è un ventenne se non sbaglio, se correggetemi se sbaglio qui sotto nei commenti, e in pratica, se vi ricordate, a gennaio era stato proposto a Napoli. Il Napoli stava pure andando a prendere, lo stava per acquistare, però non è riuscito a completare il trasferimento per vari motivi con il procuratore, perché se non sbaglio ci fu il cambio di procuratore del calciatore, quindi il procuratore invece di tot milioni, cioè di tot soldi di stipendio, adesso non ricordo quanto gli aveva proposto il Napoli, il vecchio procuratore aveva accettato e, e poi aveva chiesto il nuovo procuratore aveva chiesto di nuovo cioè aveva proposto al Napoli Alvaro Montoro. Se non sbaglio, Alvaro Montoro gioca nel Botafogo, oppure ha cambiato squadra in estate. Sempre, cioè, vabbè, sempre in Argentina gioca, proprio, sì, a Botafogo mi è venuto in mente. Il Napoli sta cercando di sondare il terreno del talento argentino, per il talento argentino. Ricordiamolo che anche altre squadre sono su di lui. Per esempio, non vi posso fare il nome, ma vi dico il campionato, cioè delle squadre inglesi e delle squadre tedesche. Non proprio di alta classifica, però più o meno di media bassa classifica. E oltre a queste squadre di nazionalità inglese e tedesca, c'è anche il Napoli, come detto. Il club di Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto, diciamo, ad acquistarlo già in inverno, nel calciomercato invernale, perché se non sbaglio la FIFA, scusate, no, la FIFA, la FIGC è imposto a tutte le squadre di Serie A di prendere un talento che sia almeno un 2006, che sia o dal 2002 al 2007, gli anni che devono essere questi giovani talenti. Quindi il Napoli ha cercato di sta sondando il terreno per appunto Alvaro Montoro, che è un classe a 20 anni, sì, è un ventenne più o meno, e in pratica questo giocatore fa il centrocampista offensivo e può essere un'ottima riserva per Kevin De Bruyne, cioè quando ritorna Kevin De Bruyne può essere una buona riserva, magari lo fai giocare in qualche minuto per fargli fare un po' di esperienza in Coppa Italia e magari lo usi un po' in Coppa Italia e diciamo e continui
a farlo crescere l'anno prossimo magari un po' in campionato, un po' sempre in Coppa Italia e se ci arriviamo anche in Supercoppa, perché no? Vabbè, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e date tutti i punti hype che sono fondamentali per far crescere il canale. E mi raccomando, lasciate un like sotto questo contenuto. Ciao!